Sbarchi continui, l'immigrazione è un'emergenza, la gestione dei flussi è il tema più caldo dell'estate in Veneto. Il sistema è sotto pressione e l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, questa sera chiama a raccolta tutti i sindaci del Veneto per un confronto serrato. ANCI Veneto ha organizzato oggi una call perché ci si possa confrontare direttamente. Il problema dell'accoglienza degli immigrati in Italia credo travalichi un po' quella che è la discussione tra hub e accoglienza diffusa. Sono argomentazioni e discorsi che devono essere trattati dal punto di vista governativo, non certo dei sindaci, che sicuramente si mettono a disposizione per discuterne, però non è un argomento propriamente amministrativo dei sindaci. Nel Vicentino il tema dell'accoglienza è particolarmente esplosivo dopo che ai primi di luglio gruppetti di migranti sono stati lasciati davanti ai municipi di Altavilla, Sovizzo, Cornedo, Gambellara e Castelgomberto. Oggi ci sono due modelli a confronto: l'accoglienza diffusa in una proporzione di 3 migranti ogni 1000 abitanti, oppure creare hub regionali o provinciali, dove invece i migranti verrebbero riuniti in un unico posto. Personalmente ritengo che l'accoglienza diffusa sia più efficace e possa essere gestita meglio. Dobbiamo dire che un hub provinciale crea un grande affollamento all'interno di un'unica città, ma però durante il giorno queste persone comunque si propagano anche nei comuni contermini. Il fatto di avere invece un'accoglienza diffusa pone in essere intanto una sinergia e quindi un lavoro di squadra di noi sindaci, e quindi ognuno ci graveremo di un qualcosa, però sicuramente sarà più facile sorvegliare e gestire queste persone. Credo che oggi l'Assemblea di ANCI Veneto servirà a ribadire questo: no assoluto, totale agli hub, alle grandi concentrazioni di migranti nelle città e nei comuni veneti, ma piuttosto il privilegio di un sistema di accoglienza diffusa, quindi di una divisione di questi richiedenti asilo tra le tante realtà, tra i 563 comuni del Veneto, come prevede tra l'altro il protocollo firmato dal Presidente Zaia con il Presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. I sindaci veneti stasera sono chiamati a un confronto, a dire la propria, perché poi nel concreto tocca ai comuni trovare gli spazi. Insomma, meglio gestire i flussi perché l'alternativa è subirli. Ma oggi la spinta dei profughi dalla grande Africa è sempre meno gestibile per la piccola Europa. Anche questo è un tema: fino a quando arriveranno i migranti? Solo il 30% di queste persone che arrivano in maniera qui in Italia un po' avventurosa hanno poi diritto di rimanere in Italia perché hanno delle necessità, corrono dei pericoli nei loro paesi. Significa che il 70% di queste persone dovrebbe tornare da dove arriva, a casa sua, quindi ci troviamo nel paradosso che sprechiamo risorse e allo stesso tempo le togliamo a persone che effettivamente sono in pericolo, che effettivamente ne hanno bisogno. Questo dovrebbe farci pensare e riflettere, perché il buonismo spesso e volentieri non fa veramente il bene e anzi danneggia chi effettivamente ha bisogno.